I primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi. È quanto ci insegna la parabola I lavoratori a giornata, tratta dal Vangelo di Matteo e magistralmente tradotta in vernacolo dal nostro amico Giovanni Oliva. O regni e dia rassomigliano padrone casa che a prima mattina esce per pigliare fatica a giornata, faticatura per dindare vigna e s'accordo con loro con un compenso e un denaro luogo. A via del 9 esce un'altra volta e chiama la di faticatura e così fa pure a mezzogiorno e 3. Asciutto pure verso le 5 dopo pomeriggio trovata gente che non era stata pigliata a faticare nessuno e a manna a faticare per vinto vignale. Fornuta a giornate di fatica, un padrone ordinaio che fossero pavate tutto l'operaio, a cominciare dall'ultimo. Chi sta a raccogliere un denaro ognuno. Arrivati quelli da prima ora, pensavano di pigliare più assai. Invece pure loro avettero un denaro e per questo se la mandavano. O padrone però dicendo, io non ho già fatto nessuno torto, perché quando avevamo fattuito tanto va già dato. Forza che siete invidiosi, che pure a che sturdo operaia voglio dare la stessa paga vostra. Da roba mia, io ne faccio quella che voglio. A così succederà che i prima saranno l'ultima e l'ultima prima. Avemmo faticato per una giornata sana, patendo sulla seta indovignale. Ma tu ci pavo stessa come quello che hanno faticato solo un'ora per te. Io non faccio nessuno torto, e la che giusta, io va girata per io se voglio. Siete perché, come di chi a usare roba mia, vi dico queste cose per vi far capire che siete tutti uguali innanzi a me. Nessun privilegio per voi ci sarà, loro mannanzo prima per sempre passerà. Per io se voglio, siete perché, come di chi a usare roba mia, vi dico queste cose per vi far capire che siete tutti uguali innanzi a me. Nessun privilegio per voi ci sarà, loro mannanzo prima per sempre passerà.